Siamo con mister Bragantini, allenatore del Bologna. Mister, una partita a due facce, direi. Le chiedo un commento, un giudizio su questa partita. La partita che nel primo tempo è stata giocata a un ottimo livello di intensità da entrambe le squadre. Noi facevamo più fatica a giocare, a trovare quello che sono gli spazi giusti da attaccare, e è stato molto più equilibrato. Nel secondo tempo invece, soprattutto trovando il nostro mediano alla tre quarti, riuscivamo veramente a mettere in difficoltà l'avversaria, ed è lì che un po' la partita è girata. Soprattutto poi abbiamo alzato noi il ritmo e abbiamo cercato molto di più anche quello che sono gli scambi sulle nostre fasce laterali. Abbiamo trovato veramente delle belle occasioni e credo una vittoria meritata. Mister, le chiedo quanto sono importanti questi 3 punti in ottica salvezza. Direi che l'obiettivo salvezza si avvicina sensibilmente. Direi che sono molto molto importanti. Adesso io non so cosa stanno facendo gli altri avversari, però insomma, siamo arrivati adesso a scavallare i 30 punti, quindi questo era un piccolo obiettivo che però anche una neopromossa deve raggiungere. Prima lo raggiunge, prima può essere ancora più libera di testa. Ecco, le volevo chiedere se proprio da neopromossa si aspettava un Bologna così, una stagione così davvero molto molto positiva. La ringrazio per queste parole. Forse potevamo anche fare qualcosa di più, però sai, a volte ci sono delle annate in cui per fare quel qualcosa di più ci devono essere devono abbinarsi bene tante cose. E noi arrivavamo da una grandissima stagione lo scorso anno, dove tutto quanto ruotava per il verso giusto, e quest'anno magari ogni tanto abbiamo preso qualche buca nel nostro percorso, e poi vengono fuori però prestazioni, magari poi il calcio è oggettivo, quindi uno può vedere o non vedere il bel gioco, ma qui insomma abbiamo visto un 4-1 fuori casa è importante, quindi dai, adesso siamo veramente poco per la matematica, ma ripeto, forse potevamo chiuderlo molto prima questo discorso e essere 4-5 posizioni un po' più in alto. Grazie mille. Grazie a voi. Con Martina Gelmetti, attaccante del Bologna, mattatrice di giornata, ti chiedo che partita è stata? È stata una bella partita. Il primo tempo nella seconda ci ho messo un po' in difficoltà, poi nel secondo tempo siamo entrate con un'altra mentalità, un altro carattere. È venuto subito il gol dell'1-1 e lì è stato un po' l'opposto del primo tempo. Siamo stati noi bravi a mettere in difficoltà l'avversario. Hai segnato una tripletta, è stata la tua miglior prestazione stagionale questa? Per via di realizzazioni direi di sì, per via di invece qualità e intensità forse no. E ci racconti? Sì. Però sono molto contenta a prescindere da questo, soprattutto per i 3 punti, perché era importantissimo portarli a casa. Ci racconti soltanto l'idea che è venuta nell'ultimo gol, perché è stato davvero qualcosa di fantastico. Allora, non per vantarmi, però è un po' nel bagaglio, più che altro in questo campo il pari di prima era molto difficile, quindi soprattutto nel primo tempo ho dovuto un po' modificare il mio gioco, però era tempo che mi mancava un po' così e sono contenta di essere tornata a farlo. Grazie mille. Grazie.